treno che vedete oggi è un treno Vivalto, è il secondo di questa serie. La serie dei 9 complessivi verranno anticipati tutti entro la fine del 2015. Questo scaturisce dal fatto che per noi Regione Veneto è un cliente importantissimo. Circola da oggi per i pendolari veneti un nuovo convoglio Vivalto, secondo dei 9 nuovi treni da 600 posti di ultima generazione. Il nuovo Vivalto si aggiunge ai 12 già in dotazione alla flotta veneta, che entro il 2015, con il proseguimento delle consegne, diventeranno 20. Tutto questo c'è possibile, spiega la D di Trenitalia Vincenzo Soprano, perché la Regione Veneto è un cliente che paga puntualmente. In altre zone d'Italia abbiamo dovuto sospendere i nostri investimenti perché i soldi non arrivavano. Qui la puntualità ci consente di lavorare esclusivamente con le banche. L'investimento complessivo per potenziare la flotta dei treni regionali veneti è stato di 339 milioni, suddivisi tra Regione e Trenitalia. La prova, spiega l'assessore regionale ai trasporti Elena Donazzan, di quello che stiamo cercando di fare insieme. Volere e provare a migliorare tutto quello che è trasporto pubblico locale a fronte di tagli importanti, sapete, perché noi ci troviamo di fronte a riduzioni importanti di finanziamenti, ma come Regione abbiamo deciso di mantenere il meglio e di volere il meglio del servizio per i nostri cittadini.